Buongiorno a tutti, benvenuti, mercoledì 29, un attimo che abbassiamo il volume qui, 29 marzo 2023, benvenuti a tutti, eccoci qua, siamo pronti per una nuova live con Reni Retro. Questa volta dobbiamo andare a sfogliare una rivista di diciamo retro computing, retro gaming, insomma, che c'ha a che vedere con Reni Retro. Ok? Quindi non trattiamo quest'oggi di cartoni animati, non tratteremo di Lego e di altre cose, ma tratteremo prettamente di retro computing, retro gaming. Ok? Ovviamente per chi mi segue già avrà capito di cosa si tratta. Allora, andiamo come faccio solitamente io a vedere prima gli altri numeri arretrati di questa rivista, almeno le copertine, ok? Come sempre io faccio vedere proprio dalla prima. Questo è il numero 1 di Passione Amiga, vedete? Guardate che bella copertina. Questa è Passione Amiga numero 1, niente poco di meno che della primavera del 2021, quindi è una rivista anche molto longeva. Siamo arrivati al 2023 e ancora esce, ancora si trova soprattutto su Amazon, potete acquistarla tranquillamente su Amazon. Questa la mettiamo così, vediamo la quarta di copertina, anche tanto non ci costa niente mostrare la quarta di copertina. Questo era il numero 1, il numero 1 di Passione Amiga, quindi come si sono presentati al pubblico. Già il numero 2, vedete la copertina comincia a ricordare le riviste dell'epoca che noi trovavamo anche a Pianeta Amiga, l'evento che si svolgeva ad Empoli. Adesso c'è il Passione Amiga Day, ovviamente organizzato almeno, e dico almeno una volta l'anno, perché spesso viene organizzato anche 2 volte l'anno, magari una volta ecco in primavera e una volta in autunno. Quindi guardate il numero 3, eccolo qui, guardate che belle le copertine, guardate la quarta di copertina. Amiga è ancora viva a tutt'oggi, con tutto che non esce, diciamo, l'hardware, il computer Amiga che non viene più venduto, però grazie agli emulatori, grazie ai vari Raspberry Pi, grazie diciamo alla passione di tante persone, Amiga è ancora vivo. C'è anche pubblicizzo in questo caso anche un mio gruppo che è Amiga Ita su Telegram, che è molto frequentato, ma oltre a questo ovviamente ci sono anche tante altre riviste oltre a Passione Amiga che escono anche a livello internazionale. C'è pure Zappa Amiga che esce, ma ce ne stanno diverse, e trovate anche tutti i link sia per l'acquisto nel caso che siano a pagamento, sia per il download nel caso che siano gratuite. Tutte quante li mettono i link sempre sul gruppo Amiga Ita su Telegram. Vi invito quindi ad iscrivervi, t.me/amigaita. Ecco il numero 5, di Passione Amiga, quando loro hanno fatto il primo compleanno della rivista, vedete? Qui pubblicizzato retrocomputermarket.it, vedete? Questo è quando ha fatto un anno la rivista Passione Amiga. Andiamo a vedere, qui è cambiato un po' il formato. Mi ricordo che più o meno da questo numero hanno cominciato a essere disponibili anche su Amazon, e quindi da questo numero poi l'hanno messo un po' tutti anche su Amazon. Bellissima questa rivista, stavo risfogliando un po' le pagine perché questo numero è particolarmente ricco. Dietro pubblicizzata l'uscita del DA500 Mini che ha venduto un sacco di pezzi. Allora, poi qui la rivista, vedete, si aumenta anche come numero di pagine. Numero 7, maggio 2022,
vedete, recensito DA 500 mini, venduto ovviamente con il joypad, vedete, con il joypad, con il mouse USB, quindi diciamo fu un grande successo. E vedete che dietro ovviamente sono praticamente identici questi due numeri, vedete? Allora, questo è il 7 e questo è il 6, quindi vanno così. Ok, poi andiamo avanti. Anche questo dietro identico, però davanti no. Eccola qui la copertina, questa era per l'estate, mi pare di ricordare, sì, luglio infatti. Numero 8 era estivo, il numero estivo di Passione Amiga, numero estivo di Passione Amiga. Andiamo avanti. Numero 9, numero 9. Ma vedete le copertine come sono belle? Dietro sempre pubblicizzato, continuano a pubblicizzare The A500 Mini, ok? Ovviamente adesso su YouTube trovate una marea di video dedicati a The A500 Mini, sono usciti tutti gli aggiornamenti del firmware per poterci caricare i giochi ADF, HDF, quello che vi pare, ci mettete la pennetta USB, fate come vi pare, ok? L'hanno moddato in tutti i modi quel DA500 Mini. Questo è il numero 9, mi pare, no, 10. Numero 10, Passione Amiga numero 10. Eccolo qui. Bellissimo. Anche questo, corso di Blender. Bello, bello, questo pure. Dark Age Software, la storia di Dark Age Software, scritta da Paolo D'Urso. Saluto. Ciao Paolo. Se vedrai mai questo video, anche se tanto non so se i miei video poi li vengono visti in differita, fa niente, io li lascio su YouTube. E questo è il compleanno per i 2 anni di Passione Amiga, e qui dietro pubblicizzata una scheda SAM 460 LE. Eccola qui, disponibile ora. Ok, sempre tutta a colori anche questa rivista. Ok, e quindi abbiamo visto velocissimamente, proprio in pochi minuti, tutti i numeri arretrati di Passione Amiga. E adesso siamo arrivati a dover aprire questo. Ok, allora io procedo con l'apertura, qui c'è, ok, poggiamo lì e andiamo a vedere. Oh, guardate che bel numero. Allora, come già sapevo, la copertina è disegnata da Eric Schwartz, un disegnatore di Amiga che ha lavorato anche per Aminet. Ci ricorderemo tutte le copertine dei vari numeri di Aminet, dei CD che uscivano nei rivenditori autorizzati Amiga, dedicati proprio alla distribuzione su supporto fisico del contenuto di tutto il software, freeware e shareware che era contenuto ed è contenuto attualmente su Aminet. Aminet è un enorme repository di materiale freeware e shareware per Amiga, ok? Quindi ci troverete una marea di immagini, demo, ci troverete i driver, ci troverete tutto ciò che è gratuito o liberamente distribuibile, o anche le versioni di prova di alcuni software, magari versioni limitate, un mese di utilizzo, una settimana, 15 giorni, quello che è. Aminet è ancora attivo, quindi cercatelo tramite Google, Aminet Amiga, e vi ci manda direttamente. Se no c'è sempre il sito ftpaminet.net, mi pare che era il sito, e ve lo scaricate tramite un qualsiasi software di FTP, vi andate a scaricare tutto ciò che vi può servire. Allora, se questa è la copertina, guardate subito dietro alla copertina un bellissimo disegno di Eric Schwartz con solamente scritto Passione Amiga, senza altre scritte,
Quindi questo è il disegno con ovviamente il nome della rivista e il bellissimo disegno di Eric Schwartz. Ok? E dietro ovviamente vedete, come vi ho detto, Spring Edition di Passione Amiga Day, quindi la versione dell'incontro di tutti gli appassionati Amiga primaverile. Ok? Domenica 19 marzo, quindi si è svolto, diciamo, da poco, vedete? Domenica 19 marzo 2023 dalle ore 13. Ok? Adesso continuiamo a sfogliare. Dopo il bellissimo disegno di Eric Schwartz, veniamo trasportati nell'editoriale, doppio editoriale. Uno è di Paolo D'Urso, vedete? La prima parte, questa sopra, è di Paolo D'Urso, la parte sotto è di Alberto Cecchetti. Vedete la parte sotto, questa qui, di Cecchetti. Ok? Ovviamente qui ci sono tutti i riferimenti della rivista, e qui troviamo in quest'altra pagina il sommario di questo numero. Ok, sommario molto ricco, molto ricco. C'è Tarican 2H recensito, Ring Around the World, altri titoli, Ami Block, eccetera. Ci sono gli articoli, reportage da Amiga Ireland 2023, reportage da Press Start 2022, musei con Amiga in Italia, Archer McLean, poi nostalgia Commodore CD32, interviste a Eric Schwartz, proprio a lui che ha disegnato la copertina, e poi parte tecnologica ed altre informazioni. Ovviamente si parla sempre anche di DA500 Mini News, cioè le novità che riguardano prettamente The A500 Mini. Ovviamente qui c'è riportano le notizie principali. Ok? Allora, andiamo avanti. Allora, Games News, pagina sempre a sfondo nero, e qua parliamo dei nuovi giochi. Amber Moon Advanced, Amini Mine Swapper, guardate, questo ricorda parecchio Campo Minato di Windows, ok? Proprio identico a Campo Minato di Windows. Campo minato per Amiga con Kickstart 1.3. Vertis Animal Kingdom, poi c'è Box, ci sono diverse recensioni. Green Beret, guardate Green Beret, ancora me lo ricordo, Green Beret. Qua continua, altre due pagine piene di novità. Questo sta a far significare che l'Amiga è ancora attivo, è un mondo ancora vivo nel collettivo di tutti i nostalgici come noi, ed anche io vedo, girando per i vari social network come Instagram, come Twitch, come TikTok, vedo che ci sono anche parecchi giovani che si sono appassionati a questi retro gaming, e quindi magari anche se li giocano con emulatori di vario tipo, però contribuiscono a far girare tutto questo software che esce. Ok, Payback, Pinball Dreams 2, vedete? Io ero un appassionato dei flipper, sia Pinball Dreams, Pinball Fantasies e Pinball Illusion, Digital Illusion. Quindi 20th Century Entertainment, vedete? Sono tornati a sviluppare per Amiga. Sviluppatore polacco, autore di... ha rilasciato una demo del suo ipotetico sequel di Pinball Dreams. Da quello che abbiamo potuto provare, però, di lavoro da fare ce n'è ancora tantissimo. Allora,
come vi ho detto, smentitemi se dico, se dico una notizia sbagliata, ma se non ricordo male, i 21st Century Entertainment, Digital Illusion, avevano brevettato la routine che faceva muovere pseudo casualmente la pallina del flipper. Quindi già solo far muovere una pallina all'interno di un flipper in modo pseudo casuale. Perché pseudo casuale? Perché diciamo, il percorso della pallina era vincolato da degli ostacoli di diversa natura. Potevano essere degli elastici che stanno ai bordi del flipper o delle molle, e a seconda di dove la pallina deve toccare deve rimbalzare in modo diverso, deve acquistare o diminuire velocità. Insomma, c'è tutta una routine da sviluppare, e l'hanno fatta loro, ed è stata universalmente riconosciuta come la migliore routine per far muovere una pallina in modo pseudo casuale all'interno di un flipper virtuale. Ok? E quindi tanto di cappello ai Digital Illusion 21st Century Entertainment. Ok? Poi c'è Sensible Soccer, ovviamente 2022-2023, si svolgono, che io so ancora i campionati di Sensible Soccer, quindi viene aggiornato, continua a essere aggiornato questo gioco anche con i nomi dei giocatori nuovi, quindi voglio dire viene portato avanti come progetto. Qui si parla anche di Uridium, quindi tanto materiale anche all'interno di questo numero 12, che è giusto, sì, 11 e 12, all'interno di questo numero 12 di Passione Amiga. Ecco, Tech News ci sta AmiKit 11.5, vi anticipo che AmiKit è uscita già la 12.0 di AmiKit, lo trovate sul sito ufficiale. Ovviamente questa è una release a pagamento, quindi andate, mi pare che costa 30 euro, una cosa del genere, mi pare che costa 30 euro il download, quello full, con oltre 7 giga, quasi 8 giga di roba. Se arrivate a 60 euro vi danno anche dei gadget, tra cui anche la memoria con scritto appunto AmiKit versione 12, no, sbagliato, versione 12 scritto sopra. Quindi diciamo che rispetto a quando è uscito questa rivista, quando è stato fatto questo articolo, siamo arrivati alla versione 12 di AmiKit. Ok? WinUAE ancora molto utilizzato. WinUAE, l'emulatore universalmente riconosciuto per essere uno dei migliori di Amiga. WinUAE è anche multipiattaforma, ok? Quindi in questo caso WinUAE per Windows, ok? DA500 Mini News, come giocare ai giochi Light Gun su DA500 Mini, perché per chi ha la pistola ottica. Poi c'è Aminimiga V200F, questo era anche un altro pacchetto che c'era, ecco, 25.829 moduli musicali, 55.051 C64 SIDS, cioè i suoni praticamente generati per il SID del Commodore 64, che si possono tranquillamente ascoltare poi anche con l'emulatore Amiga, ma si possono ascoltare anche su PC. Mi pare che VLC anche legge i file .SID del C64. 150 moduli Symfony, 6.529 campioni e strumenti, 872 demo in VHD Load, 3.726 giochi in VHD Load, oltre 100 applicazioni, 150 cracktro. Cracktro sono le intro dei craccatori dei giochi, sono bellissime perché molti craccatori facevano delle scritte con dei cubi, dei solidi che si muovevano, molto spesso erano anche delle facce, delle maschere, bellissimo, con della musica sottofondo bellissima. Quindi le cracktro sono anche molto ricercate dagli appassionati, e sono appunto le introduzioni che stavano quando uno metteva un dischetto dentro Amiga o anche dentro il Commodore 64. Partivano prima le cracktro, da cui poi si poteva anche accedere al trainer. Il trainer erano dei trucchi per accedere al gioco, che potevano essere le vite infinite,
potevano essere, che ne so, tempo illimitato, disabilitare la collisione degli sprite, per esempio nei giochi spaziali, potevano essere tanti i crack, i trainer all'interno di uno stesso gioco. E quindi subito dopo quella che viene definita la crack trovavamo poi il trainer, ok? Poi ci sono le animazioni di Eric Schwartz, solo Amiga Video MPEG, insomma c'è tanta roba dentro Aminimiga V200F. Questo dovrebbe essere, se non ricordo male, era free to download. Qua c'è una bellissima recensione di Tarican 2 Aga. Purtroppo la mia telecamera mette a fuoco a cavolo di cane, scusate, ma quando ce vo, ok? Quindi Tarican 2 Aga, tutto bello recensito, pieno di immagini. Intervista con Sonic Slot, vedete? Opla. Andiamo avanti, bellissima pure questa intervista. Ring Around the World. 3 domande a Retrim. Andiamo avanti. Abu Simbel, The Full Adventure V1.1. E di qua c'è Crimbo, recensione di Crimbo, Amiga OCS, quindi va bene pure un'Amiga 500 senza l'AGA, ok? Ed è gratis. Mentre Abu Simbel, anche questo gratis, richiede l'AGA con 2 mega di fast, quindi vuole sia almeno 1 mega di chip perché è AGA, sarebbe meglio 2 mega di chip e 2 mega di fast, e il gioco gira molto molto bene. Questo sarebbe Abu Simbel AGA. Andiamo avanti. AmiBlock è gratis ed è OCS e ECS, funziona sia quindi su Amiga 500 che su Amiga 600 AmiBlock, quindi sia con il Fat Agnus che col Super Fat Agnus, ok? Quindi OCS ed ECS, va bene in tutti e due i modi. Vediamo invece quest'altro, è Agon Man vuole l'AGA, è a donazione libera. Questo Agon Man è a donazione libera, quindi lo potete scaricare, magari donate quello che potete, da 1 euro a quello che potete. Maria Renard's Revenge, questo è gratis ed è AGA con 1 mega di fast. Guardate, ma sono bellissimi questi giochi che sono pure gratuiti, uno li può andare a scaricare, però guardate pure bella la grafica. Su Amiga noi ci stupivamo con poco, perché certo se li paragoniamo ai giochi adesso della Xbox o della PlayStation ci dobbiamo solo che vergognare, però dobbiamo sempre dire che tutto è nato da qui, cioè prima ancora che nascesse la Sony PlayStation, prima ancora che venisse progettata la Xbox, i giochi erano questi, c'erano le sale giochi con le schede JAM eccetera, e poi c'erano a casa le varie console dedicate solo ai giochi, oppure Amiga, che era un grandissimo computer dedicato anche ai giochi, però i giochi venivano sviluppati sfruttando sempre di più e sempre al limite la macchina che c'era a disposizione. Ricordiamo che all'epoca non era come oggi, che dice è uscito un gioco, me va a scatti, cambiamo la scheda video, e tu invece di cambiare tutto il PC cambiavi solo la scheda video. No, i programmatori sapevano che avevano quella RAM a disposizione, quella macchina, quel processore video, e dovevano ottimizzare i software dei giochi per poter girare correttamente e al massimo della qualità su quel tipo di macchina, ok? Quindi diciamo lì era molto importante anche il ruolo del programmatore, ok? Qui vediamo Kulki Amiga ECS con 512 KB di chip ed è gratis, ok? Questo Kulki, questo è quello là.
È un gioco di intelligenza, diciamo, vuol dire palline, e proprio di questo si tratta. Puzzle Game, che trovate recensioni in questa pagina. Puzzle Game, vabbè, ce ne sono tantissimi. Reportage da Amiga Ireland 2023. Guardate, sono un po' di foto, tutte spiegate, tutto spiegato, quello che è stato l'evento, di cosa si è parlato. Vedete, c'è menzionato, vedo in neretto Paolo D'Urso qui, vedete, a mezza pagina, qui sulla pagina 23 a metà pagina menzionato in neretto Paolo D'Urso, io perché tanto l'ho aperta insieme a voi, Qui si parla addirittura di Doom 3, Amiga Future, che è una rivista, si parla pure di Atoine, vedo molto molto fatto bene sto fatto di mettere delle parole in neretto che richiamano appunto degli argomenti trattati durante questa manifestazione. Andiamo avanti, vedete altro reportage, guardate che belle foto, cioè bellissime queste foto da conservare, perché poi questi sono diventati eventi in cui uno, magari pure io, non posso partecipare. Ciao Willy, benvenuto, grazie di essere qui con me. Allora, stavo dicendo che non tutti possono partecipare a questi eventi, e quindi questi reportage fatti su queste riviste sono magari l'unico ricordo che uno può avere dell'evento, che però fanno la storia questi eventi. Non ce ne sono più tantissimi come all'epoca, che era piena di eventi dedicati, diciamo, a questo argomento. Reportage Press Start 2022. Vedete, qui anche c'era lo stand di Passione Amiga, ve lo faccio vedere più grande. Vedete lo stand di Passione Amiga fotografato, e questo è tutto il reportage di Press Start 2022. Ok, Nintendo World Championship, Press Start, e qui vedete Bubble, guardate che ci sono delle cose là. Musei in Italia con Amiga. Questo è un bel articolo, perché tratta dei vari musei sparsi per l'Italia dedicati anche all'Amiga. Qui si parla di Bologna, l'associazione internet, poi vabbè, Video Game Art Museum ci sarà menzionato, penso, perché pure loro ci sono venuti qui a Roma al Vigamus. Ovviamente purtroppo non possono più parlare del mio museo. Io avevo il piccolo museo informatico all'interno del mio negozio, del mio Morena Computer, è chiuso ormai dal 2014, sono quasi 10 anni che ho chiuso il negozio di computer, quel materiale ce l'ho ancora tutto, però io in vetrina avevo l'Amiga 1000, l'Amiga 2000, l'Amiga 3000, l'Amiga 4000, poi c'avevo il 500, il 600, il 1200, ce l'avevo tutti, ancora ce l'ho. Io ho 3 Amiga 4000, di cui uno è Big Tower, ho 3 Amiga 1200, di cui uno è Mini Tower. Siamo riusciti all'epoca, sempre negli anni 90, tutta roba che è ferma dagli anni 90, a mettere la scheda madre dell'Amiga 1200 però era MIDI Tower, perché c'aveva 2 slot per i CD-ROM da 5 pollici e un quarto, quindi c'aveva anche il floppy, mi pare che ci avevamo messo su quel 1200. Devo andarlo. Allora, un altro obiettivo di questo 2023, adesso è primavera, quindi vedremo di andare molto molto veloci. Vediamo. Lo so, la mia collezione, il museo lo trovate su Facebook, ovviamente le foto stanno tutte lì. Ricordo del museo informatico, lo cercate nel mio profilo Facebook, e le foto stanno lì di com'era il museo. Ma andremo a riprendere quel materiale. Nel museo non c'era l'Amiga 1200, era un MIDI Tower con 2 slot per i 5 pollici e un quarto, perché c'era masterizzatore CD e lettore CD, e poi c'era un floppy drive da 1,77 MB, adattato ovviamente all'Amiga 1200, che usciva dalla fabbrica con il floppy drive da 880 KB
quindi diciamo era, tra l'altro c'aveva anche una 030, c'era una Blizzard 030 dentro quell'Amiga 1200 MIDI Tower, e quindi è stato abbastanza complicato adattare un tower, perché quello non era un tower disegnato, che ne so, dalla Micronic o da altre case che facevano tower prettamente per Amiga. Quello è stato un tower da PC, MIDI tower da PC, adattato ad Amiga. Amiga ovviamente dietro c'aveva i connettori tutti diversi, c'aveva i connettori per i joystick, è stato necessario mettere delle prolunghe maschio-femmina, non è stato proprio facilissimo, è stato necessario mettere una piccola prolunga per l'alimentazione. Guardate che quel progetto, mi ricordo che fu abbastanza complicato mettere un'Amiga 1200 dentro un MIDI tower, ok? Comunque me l'ha fatto tornare in mente, proprio perché parlando di musei dedicati ad Amiga mi è venuto ovviamente in mente il mio, dove ovviamente non c'era solo Amiga, dentro al mio c'era anche l'Atari 2006, l'Atari ST, c'erano anche tutti i vari ColecoVision, Intellivision, che sono delle console, c'erano anche i vari Sinclair, ZX Spectrum 48K, ZX Spectrum, mi pare c'era pure lo Spectrum normale 16K, il 48K, ZX Spectrum Plus, quello con i tasti di plastica e non di gomma, quindi più grande. C'era lo ZX Spectrum più 2 che aveva il lettore di cassette incorporato nel case. A tutti i possessori di retrocomputer a intervenire per realizzare la realizzazione di un museo virtuale. Ce ne sono tanti di musei virtuali, e comunque Willy, se cominci a seguire anche Luke 74 Channel, entri in un mondo partendo da Luke 74 Channel che tratta prettamente di retrocomputing, e lì diciamo un po' tutti quanti giriamo intorno al mondo del retrocomputing, ok? Poi c'è il Bologna Nerd, che viene più volte menzionato anche da Luke 74, che è Luca Cusani, Luca Cusani, altro collezionista di datasette. Partendo dai datasette anche lui ha collezionato Commodore 64, VIC-20, VC-20, è una marea di roba. Quindi elettroludica pure viene menzionato parecchio. Guarda, io adesso vi faccio vedere all'interno di questa rivista le fotografie. Torniamo un attimo indietro, vi voglio far rivedere le prime due pagine di questo articolo dedicato ai musei che hanno almeno un'Amiga dentro. Vedete, io di questi ce n'ho tre, di questi ce n'ho tre. Questo è il Commodore 64 SX, detto Executive, perché era il Commodore 64 portatile. Uno lo vedremo a brevissimo, perché ce l'ho in soffitta ed è facilmente reperibile. Non so se funzionerà, però mi fa piacere di accenderlo insieme. Vedete, qui c'è un'Amiga 4000. Questa è un'Amiga 4000 o un 2000? No, è un 2000, scusate, è un 2000. È un 2000, si riconosce dalla scritta bianca. Quindi un'Amiga 2000. Di Amiga 4000 non se ne trovano mica tanti, qui parla del Vigamus di Roma, dove si svolge anche il Commodore Day. Spesso e volentieri mi trovate a me al Commodore Day, via Sabotino 4, è uno dei più vecchi musei attualmente disponibili per quanto riguarda i retrocomputer. Allora, il Vigamus, vi faccio una brevissima storia. Io ho aperto il mio negozio nel 2010, e appena aperto il negozio io 3 metri di vetrine per 2 metri di altezza li ho dedicati al museo, piccolo museo informatico. Quindi dal 2010 al 2014 questo materiale è rimasto lì a disposizione, e all'epoca, ahimè, era tutto funzionante, ok? Mo però dal 2010 che l'ho messo in vetrina a oggi che siamo nel 2023 non è stato più toccato quel materiale, quindi bisognerebbe vedere se funziona ancora. Il Vigamus non c'era, perché a quanto mi ricordo ha aperto mi pare nel 2011. No, non vorrei dire una stupidaggine, magari qui
ci sarà scritto quando ha aperto il museo. Quindi io poi andai anche all'inaugurazione del Vigamus, rimasi impressionato anche dalla location, diciamo da come avevano esposto, vedete, qui ci sono le foto del Vigamus, di come avevano esposto tantissimo materiale, per quanto anche io nel mio museo informatico avevo anche un sacco di scacciapensieri. Gli scacciapensieri erano tutti quei giochi portatili della Nintendo a cristalli liquidi, c'erano anche compatibili, quindi non marcati Nintendo. Quelli Nintendo c'erano come protagonisti o Mario o altri personaggi sempre della Nintendo, ed erano diciamo delle cosette diciamo portatili, diciamo, quindi a cristalli liquidi. Tutto esposto, vedete anche qui Commodore, tutto questo è il Vigamus, grandissimo Vigamus. Poi qui si parla di Archer McLean, non so se l'ho pronunciato bene, però. E poi accanto si parla di una scheda, ecco, questa non so se ce l'ho, perché io avevo preso, io ho due Amiga CD32, di cui una è priva dello sportellino laterale, però io mi ricordo questa scheda che è così metallica, questa versione qui, io me la ricordo da qualche parte. Che cosa serviva questa full motion video board per Amiga CD32? L'Amiga nativamente non poteva far vedere i video CD e i super video CD, quelli compressi con il formato MPEG, ok? E quindi si erano inventati questa scheda che non è altro che una acceleratrice dedicata però solo ai video, ai filmati, ok? E quindi grazie a questa scheda potevamo vedere i video CD, mi sembra pure i super video CD, mo qui ne parlerà, e questa comunque era dedicata alla decompressione dei filmati MPEG, ok? Questa era soltanto un'aggiunta all'hardware del CD32, che poi era un Amiga 1200, diciamo un po' modificato per funzionare, ovviamente fare il boot da CD eccetera, e tramite questa scheda si potevano vedere i video CD. Ciao Manuel, benvenuto, mi fa piacere che sei qui con noi. Oh, guardate che bella intervista con Eric Schwartz. Quando si parla di Amiga non si può non parlare di Eric Schwartz. Eric Schwartz ha fatto tantissimi disegni dedicati ad Amiga, e c'è anche Sabrina Online, vedete, ma tanti ricordi ci legano, cioè legano Eric Schwartz ad Amiga e noi tramite Eric Schwartz ad Amiga. Lui ha fatto le copertine di tantissimi Aminet, di tantissimi CD di Aminet, poi qua c'è tutta l'intervista, non vi leggo nulla proprio per non rovinarvi la sorpresa. Acquistate questo numero, lo trovate su Amazon, lo trovate su Amazon tranquillamente, acquistate la rivista, andatevi a leggere questa intervista perché sicuramente è stata fatta da Paolo D'Urso, quindi sarà eccezionale veramente questa rivista, questa intervista. Amiga GCC introduzione, Amiga GCC, qui si introduce il GCC, degli argomenti nell'articolo sulle native developer kit per Amiga OS 3.2, realizzare in ambiente di sviluppo basato sul linguaggio C, ovviamente. Corso di Blender parte 4, questo lo continuano a portare avanti. Questi corsi portati avanti all'interno delle riviste è un qualcosa che già ce lo ricordiamo da altre riviste, come era Enigma Amiga Run, Enigma Amiga Life. Queste vecchie riviste, io ce le ho tutte queste, sia Enigma Amiga Run, Enigma Amiga Life e simili, iniziavano un corso e poi lo portavano avanti per diversi numeri, come sta facendo adesso Passione Amiga. Quindi bellissima l'idea di fare un corso diviso in tante puntate, chiamiamole così, che sono presenti in ogni numero della rivista, ok? Vedete, questo è un oggetto, come si costruisce, come si realizza, come si disegna un oggetto.
Qui ci sono trucchi e soluzioni per i giochi, vedete qui sotto, trucchi e soluzioni giochi. E poi qui c'è la scena demo e vi consigliano diverse demo da andare a vedere, le demo grafiche. Allora, chi mi conosce da vecchia data sa che io sono un collezionista di demo da sempre, già dal Commodore 64, perché già il Commodore 64 possiede delle demo che ne portano al massimo le potenzialità, sia del processore e sia della grafica, di quei pochi colori, quei 16 colori, 8 più 8, 16 colori del povero Commodore 64, ma delle demo spettacolari. E poi quelle sue amiche hanno fatto la storia. Io ce n'avevo una collezione, centinaia di floppy, ce l'avevo tutte su floppy, dedicati alle demo, perché mi piaceva tanto mettere il floppy e godermi una demo di 4, 5, 6, alcune doppio floppy, anche 10 minuti, un quarto d'ora di demo, di tutte queste scritte che ballavano, di tutti questi oggetti 3D che giravano, tutti a tempo di musica. E ovviamente sappiamo che Amiga ha un audio spettacolare e quindi tutto a tempo di musica, quindi veramente le demo sono qualcosa di spettacolare. Sono presenti una marea di demo su YouTube. Io avevo fatto un gruppo su Facebook dedicato alle demo di Amiga, ma poi stavo postando soltanto link a YouTube. Andatevela a cercare su YouTube, basta che mettete Amiga demo scene su YouTube, ne trovate una valanga, ve le vedete, sono una più bella dell'altra. Tra l'altro sono anche catturate molto bene, quindi vale la pena vederle anche tramite YouTube senza scaricare emulatori, senza andare a prendere file da caricare, emulatori da configurare. Andate direttamente per vedere le demo, queste qua. Io mi sento di consigliarvi di andare direttamente su YouTube. Ok, nuovi talenti, siamo addirittura d'arrivo, e la posta dei lettori. Ok? E qui si conclude anche questo numero di Passione Amiga. Qui dietro ovviamente hanno pubblicizzato la versione primaverile Spring Edition 2023 del Passione Amiga Day. Tanto il Passione Amiga Day a settembre sicuramente si rifarà. Ok? Quindi ecco, abbiamo sfogliato insieme questo ultimo numero, marzo 2023 di Passione Amiga. Io era quasi un mese che ce l'avevo questo qui, non riuscivo a trovare il tempo di fare una live, come avete visto io ne sto facendo sempre meno di live, ma come sapete, ho un sacco di cose da fare e devo portare avanti anche queste live, devo sistemare tutto il materiale. Io c'ho sempre qui, vedete che io non muovo niente, guardate, vi faccio vedere in chiusura di live, l'ho fatta vedere tante volte, questa è una scheda con CPU 68040 per Amiga 4000, ok? E qua c'è invece la gemella. Questa è la scheda originale di uno dei miei Amiga 4000, che era un 40040. Io, come vi ho detto, i miei Amiga 4000 a bordo hanno tutti lo 060. Uno l'ho preso già con lo 060 a bordo e non ce l'ho questa scheda. Gli altri due, uno era questo 040 originale e un altro era questo 030 col 68882 FPU. Questa è la scheda 030 originale dell'altro mio Amiga 4000. E qui ci manca il quarzo, però vedete, su quello zoccoletto blu manca il quarzo, però c'è sia la CPU, questo è il coprocessore matematico e questo è il 68030, ok? E questa è la scheda originale Commodore, c'è proprio scritto Commodore, anche se non potete leggerlo, comunque c'è scritto Commodore. Un attimino solo, levo l'audio, vedo che mi hanno bussato.
Allora, siamo arrivati addirittura d'arrivo, vi dicevo, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live, sempre con me. Attivate la campanella perché è l'unico modo che avete per sapere quando vado in live. Ok? Comprate l'ultimo numero di Passione Amiga, copertina di Eric Schwartz. Ok? Ciao a tutti.